San Zenone tra cultura, arte e paesaggio. Si inizia domani, domenica 11 settembre, dalle 10 alle 19, con Oasi in Festa all'Oasi Naturalistica San Daniele, per trascorrere una giornata in armonia tra laboratori creativi, visite guidate, fattoria degli animali, biblioteca verde, meditazione e una biciclettata alle 11 e alle 16, sino a Villa Rubelli per visitare la mostra d'arte dedicata proprio al paesaggio. Il 25 settembre torna la quinta edizione di Passaggiando nella terra degli artisti, gusto, arte e natura, 8 km di percorso. È una passeggiata che si sviluppa però nei siti dove gli artisti dell'Ottocento e del Novecento hanno realizzato le opere più belle. Quindi il tema è il paesaggio di San Zenone, delle nostre colline, ed è un tema che poi ritroviamo nella mostra che quest'anno abbiamo allestito nella Villa Rubelli. Abbiamo pensato di mettere insieme tutte le opere fatte da quei pittori che si pongono lungo il percorso della passeggiata e ritraggono appunto le scene di questi luoghi. Al piano superiore di Villa Rubelli, dove è allestita la rassegna pittorica sino al 23 ottobre, spazio dedicato proprio ai grandi dell'Ottocento che hanno immortalato su tela il paesaggio di San Zenone, che ha come immagine rappresentativa un'opera di Noè Bordignon. Rappresenta la sua via vista dal giardino di casa sua. La via è ancora esattamente così, quindi si vede il nostro paesaggio che non è cambiato per nulla. La mostra raggruppa 88 autori, il Bordignon è stato quello che ha iniziato il tutto, quello che invece che ha dato la mossa effettiva è stato il Vol Ferrari, attraverso il quale le sue opere sono andate vendute in Italia e all'estero e i suoi colleghi hanno capito la bellezza di questo territorio e sono venuti qui per realizzare i loro quadri.